In queste puntate, 20 di marzo, un'ora senza luce, quindi dal stress di energie, c'è molto ridurre le emissioni inquinanti, un rai di luce dal Salone del Popolo, gli appuntamenti delle settimane. Di studiare la luce e impiare la fantasia. Alle chiesto l'obiettivo di Earth Hour, l'iniziativa a livello planetario del WWF che vi darà anche il Comune di Udine anche protagonista. Il WWF ha domanda a tutti i cittadini, come anche alle amministrazioni pubbliche, di lasciare scuro per un'ora, da svote miege ai snufe miege di sera dal 20 di marzo, le chiasis e le città. Ma qual è l'obiettivo di questa iniziativa che rionarà ogni un'evore di città attorno al mondo? E al domandino a Roberto Pizzutti, presidente regionale del WWF. L'obiettivo è domandare ai restanti da chiare che si adoperino per risolvere i problemi dell'inquinamento sia dall'aria che dalle acque e soprattutto di ridurre i consumi energetici, perché la chiare non sopporta di più le emissioni di anidride carbonica che vengono mantenute fin come. Per cui anche a Udine i cittadini possono collaborare facendo iniziative di coibentazione delle abitazioni e rendendo più efficienti i loro impianti di riscaldamento. Il cambiamento, insomma, è alle fatti di tante piccole azioni che le migliori cominciano di Bessoi e Dormano. Earth Hour, per furlan la ora di tiare, e coventa a dinus proprio chiesto. A spiegarnos perché il Comune di Udine ritiene importanti queste iniziative e a invitare per primi che abbiano coscienza delle loro portate alle proprie del sindaco Furio Onsel. Sparagna energie e nostra sale al covente a tigni più in net l'aer e a difendere l'ambiente. Per questo il Comune di Udine ha aderito a Earth Hour. Io domandi anche ai cittadini di Udine di scelsi di ridurre i consumi di energia. Ma non come sapete ai 20 di marzo, ma ogni volta che è possibile. E è una scelta che vale per la vigna. Il Comune di Udine ha già di un piece che ha sburta i suoi cittadini a valorizzare in pieno i vantaggi del sparanche energetico. È stato uno dei primi in regione a mettere in valore di fatto un plan energetico comunale. Il Comune aiuta i suoi cittadini a sparagnare dando consigli su lavoro utili in dal suo sito internet www.comune.udine.it, sezione Energia di casa mia, e dando agevolazioni a chi costruiscono e ristrutturano la loro casa in maniera ecologica, attraverso l'isolamento di muri, cuvierte e sieramenti, così di non dispierdere calore e mantenere bassi consumi. Anche l'AMGA è sempre in valore per aumentare la resa dell'illuminazione pubblica, tenendo bassi consumi. Rindi uffici, scuole, asilos, piscine, palazzes, musei e teatri, tutti a alto livello di efficienza energetica, è possibile e è un dovere per pubblica amministrazione. E sono stati tanti protagonisti delle iniziative mettute d'ogni di una biele mostre immaneate dall'associazione MODD Museo dei Frus che si è tenuta in tal Salone del Popolo di Palazzo d'Aronc, chiamato Atelier Raggio di Luce. Un evento artistico interattivo che ha la caratteristica di essere fatto sia per i grandi che per i piccoli. E proprio con i piccoli si svolge un visite su idadi, laboratori e percorsi. Anche il grande disegnatore Francesco Tullio Altan, il pari di Pimpa e di Cipputti, ha voluto intervenire in tessuagge de mostre per dialogare con i frus in un incontro che ha mostrato tutta la sua abilità a interpretare per mezzo del disegno la sensibilità e i desideri dei più piccinini. In altre tavole taronde si è affrontato invece il tema frutta, scienza e creatività, dove permette ogni soggetti che hanno voglia di sticciare sempre di più i nostri figli una fantasia non mediata di televisione che rischia di prefabbricare anche la loro immaginazione. Al progetto che nasce del Comune di Reggio Emilia con la locale università, a chi è andata la loro collaborazione il Comune di Udine, la Regione, l'Università del Friuli e il Laboratorio per l'immaginario scientifico di Trieste. La mostra si può dare avvio di fin 3 mai al 20 aprile. Gli appuntamenti delle settimane. Pierluigi Cappello, al presente in sala IACE, in tessuagge da inquintri sull'autore, la raccolta Il Dio del Mare, prosa e interventi 1998-2006, mercoledì 25 di marzo alle 6 di sera.
Concerto di musiche classiche delle Petit Band, dirette di Sigiswald Koiken. In programma La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Al Teatro Nuovo, mercoledì 25 di marzo, ai Snufma con un quarto di sera. La Festa Dorata dell'Anima, Domenico Scarlatti e il Flamenco. Concerto qui clavicembals di Andreina Di Girolamo e Silvia Rambaldi. La danza e la chitarra di Rita Marchesini e Alberto Rodriguez. Per stagione degli Amici de Musiche, Wieners ai 27 di marzo ai Snuf di sera in Sale Madrassi.